Qui stiamo vedendo consumarsi uno dei simboli della nostra comunità da ormai il 1861. È una cosa che non pensavamo di dover vedere. Ecco quel che restava attorno a mezzogiorno di oggi del glorioso albergo Ponte Serra a Lamon. Collassato il tetto e sbriciolati i solai in legno dell'immobile devastato da un furioso incendio che si è sviluppato qualche ora prima dell'alba pari al piano mansardato. A dare l'allarme è un automobilista che ha visto il fumo copioso, ha avvisato il proprietario Davide Pante, che si è prodigato per far uscire le 6 persone ospiti della struttura, tutte fortunatamente incolumi. Mi dispiace molto per loro perché li conosco da tempo. Chiusa la strada regionale del Grappa e Passorolle, a lungo è interdetta al traffico per consentire le operazioni di spegnimento del rogo, cui si sono alternati incessantemente oltre una 60 di vigili del fuoco, effettivi e volontari, accorsi da tutto il Bellunese e dalla vicina provincia di Trento. Non sappiamo di preciso dove è partito l'incendio, comunque stiamo valutando le varie possibilità. Noi siamo arrivati sul posto, c'erano già le fiamme sviluppate sul sottotetto che erano molto alte, quindi era già ben esteso. Al lavoro anche i volontari della Protezione Civile di Lamon. C'è bisogno di tanta acqua, c'è bisogno di cibo e c'è bisogno anche di qualche raccordo che non guasta mai, insomma. E quindi un grazie speciale anche a loro. Il complesso ottocentesco, chiuso per una quarantina d'anni, era stato acquisito nel 2017 da Davide Pante, ex assessore di Lamon, e dalla moglie Deborah, e dopo la riapertura del ristorante 2 anni dopo erano stati avviati i lavori di ristrutturazione che avevano restituito l'albergo locanda agli antichi fasti. La sfortuna è tanta e come amministrazione comunale credo che oltre ovviamente ad esprimere vicinanza, ed è il minimo ma è anche naturale, si debba pensare a una qualche forma di sostegno straordinario. È un'attività insomma importante che per il momento se ne va. Per il momento, sottolinea il sindaco di Lamon, perché il grande cuore dei suoi concittadini e quello di chi ama da sempre quel luogo magico si è già messo in moto. Si pensa a una sottoscrizione popolare per dare una mano a Davide e Deborah, a loro l'abbraccio e il sostegno di una comunità sconvolta da una tragedia inimmaginabile.